Rieccoci ritornati nel mio salotto, il salotto di Pamela. Ora saluto i nostri ospiti e faccio un'ultima domanda prima di salutarli. A Giorgio Barbuiani, caposettore manutenzione zona nord del Consorzio di Bonifica Delta del Po. Signor Giorgio, attraverso il sistema informativo territoriale, no? Cosa può scoprire un cittadino sul Delta del Po? Allora, attraverso il sistema informativo territoriale può scoprire quella che è la fotografia di quello che è il territorio e di tutta l'attività e delle opere del Consorzio di Bonifica Delta del Po. È molto utile sia per gli operatori agricoli, ma sia anche per chi abita nei centri urbani, per capire quali sono le opere che ci sono nel territorio, nelle immediate vicinanze, le opere che ci sono a disposizione, come è organizzato il servizio di bonifica e di irrigazione, tutta una serie e soprattutto a quali regolamenti ci si deve attenere proprio nello svolgimento delle proprie attività. Sì. Perfetto, grazie mille Signor Giorgio. Passiamo la parola, salutiamo anche Chiara Dossi, presidente di Confagricoltura Donna Veneto e soprattutto voce autorevole dell'imprenditoria agricola femminile. Allora signora Chiara, che consiglio darebbe ad oggi a una giovane donna che vorrebbe intraprendere un po' il suo mondo? Di provare, che è un bel mondo, di non porsi assolutamente il problema del genere, perché anch'io al tempo il mio problema non è stato quello di dire ma sono una donna, ce la farò o non ce la farò, ma eventualmente quello della preparazione, quindi essere molto curiosi, partecipare alla vita associativa. Io ci tengo molto ogni volta a sollecitare, perché è importante, fa parte anche quello del lavoro per avere una visione più completa dell'attività, e di studiare, di prepararsi, perché è importante sia per cogliere le opportunità e anche per affrontare i problemi che ovviamente si pongono. Va bene, grazie mille signora Chiara anche a lei. Poi salutiamo anche Massimo Careddu, autore di Da Bullizzati ad aiutare i bullizzati, che appunto ci ha portato questo meraviglioso libro. Vi invito a comprarlo e a leggerlo, perché aiuta veramente tantissimo a chi sta passando un momento di difficoltà, per chi almeno una volta ha vissuto un momento difficile. Un uomo che ha trasformato, come vi ho detto, il buio dall'infanzia in un faro per chi non riesce ancora ad oggi a parlare. Qual è il messaggio che vuole dare appunto a chi si sente escluso o preso di mira in questo momento? Il messaggio che voglio lasciare io è che tutti noi, chi più chi meno, nella vita sono stati bullizzati o comunque hanno avuto delle cadute, no? Il messaggio importante che voglio lanciare è che di guardarsi dentro e capire chi è lui veramente, l'anima come sta all'interno, di non cambiare mai per niente, per nessuno, ma trovare le forze dentro di te, perché chi trova dentro di sé le proprie forze e si sente bene con se stessi oggi può fare la differenza e può aiutare tantissimo le persone. Quindi il mio messaggio è: tutti cadiamo, nessuno non cade, ma l'importante è rialzarsi con la consapevolezza che si è più forti. Assolutamente, bellissime parole, e la ringrazio appunto di aver avuto la possibilità appunto di essere qui con noi e parlare e raccontare la sua storia, perché non è assolutamente da tutti. Grazie. Complimenti. Salutiamo anche Roberto Ciriotto del Bar Perla di Via Mestrina, nel cuore di Mestre, una realtà storica che da anni è un punto di riferimento per la città. Le chiedo, signor Roberto, cosa significa per voi essere un punto di riferimento nel centro di Mestre? Un motivo di orgoglio. Orgoglio, giusto? Molto orgoglio, perché vuol dire che il nostro lavoro funziona alla grande. Bene. Perché... Grazie mille a tutti i nostri ospiti. Prima di salutarvi voglio chiamare qui con me Silvio Grand dell'associazione Cochabamba 444. Prima di terminare la puntata faccio un'ultima domanda a Silvio, così anche lo saluto. So che anche avete un evento in programma. Sì, infatti approfitto per invitarvi dal 13 al 21 giugno, una settimana tutti i giorni con eventi in piazza in centro Padova, e eventi gratuiti. Si balla in piazza, ci sono delle orchestre, una molto grande che viene dall'Argentina, e questo è il festival, la edizione numero 26 del Padova Tango Festival, dal 13 al 21 di giugno, organizzato da noi come associazione col sostegno dell'assessorato alla cultura. Bene, allora segnatevi, dal 13 al 21 di giugno a Padova ci sarà questo meraviglioso evento. Padova Tango Festival.
Padova Tango Festival, fantastico. Io colgo l'occasione anche di salutare tutti i nostri ospiti che ci hanno seguito questa serata meravigliosa di domenica. Vi ricordo che ci vediamo ogni domenica alle ore 21 qui su Televenezia. Il mio libro è acquistabile su Amazon o su internet. Vi ricordo che ci sarà anche la presentazione il 26 di febbraio alle ore 18:30, martedì, quindi vi aspetto numerosi e ricordatevi tutti che siamo tutti forti e fragili insieme. Ed ora è arrivato il momento di salutarvi. Ringrazio tutti i nostri ospiti di essere stati qui in questo momento di domenica con noi del mio salotto, il salotto di Pamela. Noi ci vediamo ogni domenica alle ore 21 su Televenezia, canale 80 di domenica, ed ora lascio il palco a Silvio e Valentina. Ringrazio a tutti, ci vediamo ogni domenica alle ore 21. Ciao! Quise tanto adorarte con toda pasión, para después llevarte en mi corazón. Con tu mirar me diste una ilusión, para dejarme luego un hondo dolor. Si alguna vez la suerte me hiciera ver los brazos de la muerte, sería un placer, porque vivir no puedo más sin tu mirar, y antes morir prefiero por no penar.